A tutti i fans brigantoniani, quest'anno abbiamo proposto un altro Micio Tempio. Datosi il successo che abbiamo avuto l'anno scorso, vogliamo proporre ancora delle belle opere di Micio Tempio. In questo volume 2 di Micio Tempio 2000 potete assaporare l'immagine del poeta del Settecento portato nelle vesti di brigantoni. Abbiamo visto che la gente rideva a squarciagola con le scenette prima. Sono convinto che anche con queste bellissime scenette adesso si faranno 4 risate tipo a Catanese, faranno fra di noi. Oggi che magari il mondo ci ha insegnato tanto e ci ha fatto vedere tante di quelle cose che ognuno oggi non ci fa manco caso e non ci passa manco un po' naso. Se ci fosse oggi ancora Micio Tempio e vedessi tazze che ci sono oggi da pavare, si facesse 4 risate per davvero. Ora che mettono tutte queste imposte dirette, io certo ci facesse dopo i 4 barzellette. Ma sapete perché ci misero un posto dirette? Perché proprio sono dirette a noi non sono dette che l'hanno pagare sempre. Ora per esempio mi sono una tazza sopra la prima casa. E chi è bello che già la pavai e mi arrivavo l'altro sopra la seconda casa. Ora mi arrivavo magari la tazza del canale, l'ho detto. Uno non può stare manco tranquillo nella sua casa. Aveva ragione Micio Tempio che disse io tasse non ne pago. Io non ne pagava. Su pago una tassa dice solo chiedere la morte. A proposito, voi sapete come mosse Micio Tempio? Mosse in letto mentre che facevo scoppoleccio, una bella femmina cuccata e mentre io veniva do meglio se nieva. E a proposito che se nieva, una volta non mi so, ho buttato che c'era l'inaugurazione di una bella statua in onore a un grande ortopedico. E allora come a Scomigliano si viste una bella yamma di isso che tutti ci battevano in mano. Micio Tempio muto che pensava, ci disse all'amico so, tu immagini quando moro io, che bella funcia del cappello ma a fare bella longa che vanno a vedere da tutte pare, con 2 palle di cannone che pendono e tutte poi magari con tempo vengono a lisciare. Ma a proposito, ha sapete l'ultima barzelletta di Micio Tempio? Perché in da terra ci sono formicole assai, perché ancora non hanno sperimentato i preservativi chini. E dopo questo assaggio godetevi la prima bella scenetta e facetevi 4 risate a levapilo.